sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati, purificati, Signore, mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù. Leghiamo lo spirito del mondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo, Padre. E a te ancora, Padre, vogliamo dare tutta la lode, la gloria, la potenza e la maestà. Che in Cristo Gesù, il benedetto l'Eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te l'onore, Gesù. Alleluia.
Alleluia, sì Signore, vogliamo essere battezzati nel fuoco dello Spirito, Padre. Alleluia, lodate il nome dell'Eterno, lodatelo, o servi dell'Eterno che state nella casa dell'Eterno, nei cortili della casa del nostro Dio. Lodate l'Eterno perché l'Eterno è buono, cantate lode al suo nome, perché è amabile, perché l'Eterno ha scelto per sé Giacobbe e Israele per suo particolare tesoro. Fratello mio, sorella mia, loda il Signore perché Egli ci ha scelto come suo particolare tesoro. E lodiamo il nome dell'Eterno, amen. Innalziamo colui che è santo, colui che vede, è il Signore che è Signore, alleluia. Fate la gloria a Gesù, fate l'onore, Signore. Innalziamo il tuo nome, invochiamo te, Gesù, alleluia. ciò che Dio ha reso libero è veramente libero. Alleluia. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto cieli e
e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchia. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra, egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Signore Dio, ancora in questo momento vogliamo entrare in quella dell'adorazione, Padre. E vogliamo, Signore, esprimere, Signore, davanti al tuo trono, Signore, le nostre preghiere, Signore, i nostri pesi, Padre. Vogliamo entrare, Signore, in quello che è il tuo riposo ancora in questa sera. Vogliamo prendere nuove forze, Signore. Vogliamo stare alla tua presenza. Non c'è niente di meglio, Signore, se non quello di stare al tuo cospetto. Perché in te, Signore, c'è il ristoro per le nostre vite, Padre. E noi vogliamo adorarti questa sera. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo il nostro Signore insieme. E mentre lo adori, prendi nuove forze. Alleluia. Free.
ancora in questo momento io ti prego, Signore, portaci in alto, Signore. Facci volare in alto, Signore, sempre più vicino a te, oh Padre, perché più in alto stiamo, Signore, più le nostre afflizioni, le nostre problematiche diventano sempre più piccole, Signore, fino a sparire del tutto, Signore. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Sì, Signore, ancora in questo momento noi vogliamo ammirare la tua maestà, Padre. Possa tu scendere con potenza nel nostro mezzo, Spirito Santo. Passeggia, Signore, in mezzo al nostro, Signore. Tocca i nostri cuori ancora questa sera. Abbiamo bisogno, Signore. Abbiamo bisogno di te, Gesù, alleluia. Sei tutto per noi, Signore. Sana, libera e guarisci ancora questa sera, Padre. Tu sei l'onnipotente Dio, Signore. A te, oh Padre, ne affidiamo le nostre vite, le nostre case, le nostre famiglie, Signore. Oh, Re di gloria, veniamo a te, Signore. Sapendo per certo e sicuro, Padre, che tu non vieni mai meno, Signore. E noi vogliamo ringraziarti attraverso questa adorazione, Padre. Ti adoriamo, Signore, con tutto il nostro cuore, Gesù. Alleluia. Adoriamo, Signore. Adoriamo. Tocca il suo manto questa sera. Voglio sentire il tuo amore. Apri il tuo cuore e sentirai il suo amore, alleluia. Voglio fermare il mio fiato. La mia angoscia e dolore. Voglio che mi sani le ferite. Voglio che guarisci il mio dolore. Voglio che mi sani le ferite. Oh Signore, ascolta il mio clamore. Sana le ferite, ora sana le ferite. Sana le ferite, sana le ferite. Dammi nuove forze, dammi nuove forze, dammi nuove forze, dammi nuove forze. Voglio toccare il tuo manto.
Prendiamo forza questa sera la tua presenza, Signore. Ora questa sera, Signore, tu ristori i nostri cuori, Padre. Nella tua presenza, Signore, c'è gioia a sazietà, Signore. Alleluia, come è scritto nella tua parola. Oh Dio, quanto è preziosa la tua benignità. Perciò i figli degli uomini si rifugiano sotto l'ombra delle tue ali. Essi si saziano dall'abbondanza della tua casa e tu li dissedi al torrente delle tue delizie. Spirito Santo, dissiedaci della tua presenza, Signore. Riempici, Signore. Facci traboccare, Signore. Oh Maestà, ti ringraziamo. Alleluia. Sei meraviglioso, Signore. Alleluia. Alzo le mani, anche se non ho forze, alzo le mani, Anche se ho mille problemi, quando alzo le mani comincio a sentire Ma senti l'unzione questa sera, alleluia. Unzione scende e mi salva, e mi ci libera, e mi ci guarisce, alleluia. La sua presenza in questo luogo, alleluia. Apri il tuo cuore, alla sua presenza, alleluia. quando alzo le mani il mio peso scompare, nuove forze tu mi dai, tutto questo è possibile, tutto questo è possibile.
quando alzo le mani, comincio a sentire il suo fuoco. il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile. Quando alzo le mani. Tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile. Quando alzo le mani. Vogliamo dirlo tutti insieme con una sola voce. Tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile. Quando alzo le mani. Tutto questo è possibile, Signore, quando i nostri cuori sono resi a te, Signore, quando i nostri cuori si aprono, quando la tua presenza scende, Signore, e si manifesta con gloria e con potenza, Padre. Ancora in questo momento, Signore, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di ieri, Signore. Vogliamo pregarti per Gabriele, Signore, per Naomi, per Giulia, Signore. Proclamiamo e dichiariamo, Padre, guarigione completa nel nome di Gesù Cristo, Signore. E ancora, Padre, vogliamo pregare per le loro famiglie, Signore, che possono prendere forza in te, Signore, che possono prendere consapevolezza che solo in te, oh Signore, c'è salvezza e liberazione. Ancora vogliamo pregarti per Irina, Signore, per Gianni, per ravvedimento. Ancora Andrea, Celeste, Augusto per guarigione e salvezza. Ancora vogliamo pregarti per Mario e per me, Signore, stendi la tua mano potente. Ancora mettiamo Camillo davanti al tuo trono, Signore. Andrea, Signore, Lello, Padre, stendi la tua mano, Signore, affinché ogni infermità secchi nel nome di Gesù Cristo. Ancora, Padre, il piccolo Leonardo, Signore, che questa malattia rara, Padre, oh Signore, secchi nel nome di Gesù. Che questo piccolo, Padre, non diventi una carga, Signore, ma che possa diventare, Signore, una tua testimonianza. E ancora, Padre, vogliamo mettere davanti al tuo trono gli ospedali, le case famiglie, le carceri, Signore. Oh Maestà, stendi la tua mano, usa i tuoi strumenti, i tuoi canali, affinché, Signore, la tua parola possa portare refrigerio in quel luogo, Padre. E ancora, Signore, vogliamo dirti grazie. Grazie per come tu ancora, Padre, ci stai adorando con la tua presenza, Signore. Adesso in questo momento ti preghiamo, Signore, possa parlare ai nostri cuori attraverso la tua parola, Signore. Ungi nell'atto del tuo servo, Signore, e che i nostri cuori si aprono, Padre, affinché possiamo ricevere, Signore. Oh Padre, ancora questa parola che scende dall'alto, Signore, affinché possa mettere radici e possa portare il frutto. Oh Signore, che tu ancora in questo tempo stai cercando in ognuno di noi, Padre. E a te ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto ed eterno. Amen. Alleluia. Amen. Grazie Gesù. Abbiamo preso le forze? Amen. Mi ricordo tanto tempo fa quando il pastore Sergio aprì la chiesa di Alzano, facemmo la richiesta del banco alimenti. Io, grazie a Dio, ero uno dei responsabili del banco alimenti. Il pastore mi chiamava e mi diceva: Lello, c'è da sistemare il banco alimenti. Dopo una giornata di lavoro, tu distrutto, andavi là e non era un piccolo pacco, ma erano centinaia di pacchi da sistemare fra farina, scatolani, latte, ma era veramente tanto. E vi posso assicurare che dopo aver messo a posto tutto, io mi sentivo un leone. Fratello mio, sorella mia, diamoci da fare per la casa del Signore, che Dio ci darà sempre nuove forze. Amen. Vi ricordo domani abbiamo la prima riunione a Pescopagano,
se avete bisogno di auto ci fate sapere e ci organizziamo, amen? Se vogliamo anche pregare per l'offerta, ci prepariamo per l'offerta. Alleluia. Meraviglioso sei, Signore. Padre d'amore, ancora in questo momento veniamo a te, Signore, con tutto il nostro cuore, Padre, e vogliamo darti questa offerta, Signore, e diamo per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Poi se tu ancora in questa sera, Padre, benedire il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, Padre, di chi ne ha bisogno, Signore. E a te ancora in questo momento diamo tutta la lode del Lord, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Meraviglioso sei, Signore. Meraviglioso sei, Signore. Vogliamo ancora ascoltare ciò che abbiamo messo nel cuore del suo servo. Amen. Il Signore parlerà ai nostri cuori questa sera. Egli non ci delude mai. Amen. Alleluia, pace a tutti, pace ai miei fratelli e alle mie sorelle che non ho salutato prima. È sempre una gioia ritrovarci, è sempre una gioia poter condividere la parola di Dio insieme, perché ancora in questa sera, questa serata che siamo alla presenza di Dio, può cambiare non solo la serata o il tempo di questa sera, ma forse il corso della storia della nostra vita e di tutto ciò che ci appartiene. Vogliamo prendere questa sera dal libro di Ester, capitolo 4. Ester, capitolo 4. Se abbiamo preso possiamo dire amen, così pregheremo insieme. Amen. Alleluia. Vogliamo elevare questa spada in alto. Signore Dio nostro, caro Padre, veramente con gioia, ma soprattutto, Signore, con grande desiderio, Padre, noi vogliamo ancora in questa sera meditare, Signore, in questa parola meravigliosa che Tu hai donato alle nostre vite, perché sappiamo che essa, Signore, ancora in questa sera ci darà direzione, forza, coraggio, ma soprattutto, Signore, da essa ne possiamo ancora attingere come vita per noi, Signore. Possiamo ricevere, Signore, questa parola meravigliosa, Signore, che certamente darà una svolta, come sempre, ogni volta noi la meditiamo, Padre, darà una svolta alla nostra vita. Io ti ringrazio personalmente ancora per il privilegio, l'opportunità, ma soprattutto per la grazia che Tu mi concedi di poterla ministrare. E ti chiedo, Signore, ancora la guida, l'unzione del Tuo Spirito affinché ogni mia parola non sia mia, Padre, ma sia dettata sotto la guida e l'unzione del Tuo Spirito meraviglioso. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore ed ogni ringraziamento e supplica, Padre, la rivolgiamo a Te nel nome di Gesù, benedetto in eterno.
Amen. Fin qui la parola di Dio, no, ma la leggeremo dal capitolo 4, dal primo versetto, leggeremo tutto il capitolo 4, poi successivamente leggeremo anche qualcosa del capitolo 5. Dice così questa parola, dando al Signore tutta la gloria: quando Mardocheo seppe tutto ciò che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di sacco e di cenere e uscì per la città, mandando alte ed amare grida, e giunse fin davanti alla porta del re, perché non era permesso entrare per la porta del re a nessuno coperto di sacco. In ogni provincia dove giunsero l'ordine del re il suo decreto, ci fu grande cordoglio fra i giudei, con digiuno, pianti e lamenti, e molti si coprirono di sacco e di cenere. Le donzelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferirle la cosa, e la regina ne fu grandemente angosciata. Quindi mandò vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si togliesse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Allora Ester chiamò Hatrac, uno degli eunuchi del re, da lui assegnato a prestarle servizio, e gli ordinò di andare da Mardocheo per sapere che cosa lo affliggeva e perché. Hatrac dunque si recò da Mardocheo sulla piazza della città che si trovava di fronte alla porta del re. Mardocheo gli raccontò tutto ciò che gli era successo e accennò pure alla somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per ottenere la distruzione dei giudei. Gli diede pure una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Ester, glielo spiegasse e le ordinasse di andare dal re per supplicarlo e intercedere davanti a lui in favore del suo popolo. Così Hatrac ritornò da Ester e le riferì le parole di Mardocheo. Allora Ester parlò ad Hatrac e gli ordinò di andare a dire a Mardocheo: tutti i servi del re e il popolo delle sue province sanno che qualsiasi uomo o donna entra nel cortile interno per andare dal re senza essere stato chiamato deve essere messo a morte in base ad una legge particolare, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro. Solo così egli avrà salva la vita. E sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Così riferirono a Mardocheo le parole di Ester. E Mardocheo fece rispondere a Ester: non pensare di scampare tu sola tra tutti i giudei perché ti trovi nel palazzo del re, poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la tua casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per questo tempo come questo che tu sei stata pervenuta alla regalità. Allora Ester ordinò di rispondere a Mardocheo così: vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate per me, state senza né mangiare né bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie donzelle digiunerò nello stesso modo, poi entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se dovrò perire, perirò. Mardocheo se ne andò e fece tutto ciò che Ester gli aveva ordinato. Fin qui la parola di Dio, ma poi prenderemo ancora qualche passaggio più avanti nel capitolo 5. Prima di entrare in questa storia meravigliosa, voglio fare un inciso su questo libro particolare, perché viene predicato poco, e anche perché questo libro, come altri libri dell'Antico Testamento, hanno trovato difficoltà ad essere inseriti nel canone, cioè in questa stesura dell'accettare che questo libro fosse un libro ispirato da Dio. Io non so chi conosce un po' questo libro particolare, ma se leggiamo dal primo capitolo fino all'ultimo versetto di questo libro, non troviamo mai scritto la parola Dio o Signore. È come se Dio in questo libro non ci fosse, perché non è mai menzionato. Ed ecco che ha trovato difficoltà nei rabbini proprio perché non è mai menzionato il nome di Dio. Ma poi, come sempre, lo Spirito Santo sussurra nel cuore dell'uomo e fa capire che questo libro, pur non avendo, in esso, in nessuna parte del libro, il nome di Dio, questo libro è ispirato dal Signore. E qui troviamo questa storia particolare. Più avanti vi spiego il perché. Dicevo in questa sera nella premessa che
noi siamo pervenuti adesso qui nella casa di Dio, ma la posizione alla quale ognuno di noi il Signore ha chiamato, ma la posizione che posso dire in senso generale, è la posizione che il Signore ci ha dato a tutti. Siamo figli dell'Iddio vivente, siamo re e sacerdoti. E se noi siamo pervenuti, diciamo, a questa nostra posizione, non perché siamo bravi o buoni, o abbiamo delle qualità, non abbiamo niente, ma perché il Signore ci ha fatto grazia. Ma questo, fratelli cari, serve ad ognuno di noi. Non è come posso dire, un caso che il Signore ha chiamato tutti noi, ma ci ha chiamati ognuno ad essere suoi figli per fare qualcosa nella nostra vita, per cambiare la storia non solo della nostra vita, ma la storia delle nostre case, delle nostre famiglie, sui posti di lavoro e dovunque il Signore ci manderà. Torno alla parola di Dio e abbiamo letto questa storia meravigliosa. Mardocheo è un giudeo, fratelli cari. Ester è la cugina, cioè la nipote, perché era la figlia del cugino, che questa ragazza era senza, genitori. E qui ci troviamo, nell'antica Babilonia. Questo popolo è schiavo sotto adesso il re Assuero, ma sono stati deportati da Nabucodonosor e stanno sfruttando la cattività, la schiavitù per la disubbidienza a Dio. E troviamo qui in questa città, Susa è la capitale di questo impero che dice la parola di Dio che si estendeva dall'attuale Iraq, possiamo dire, fino all'Etiopia. Era un impero incredibile, esteso in maniera veramente stratosferica. E questo re era Assuero o Serse, troviamo in altri contesti, governava, aveva un potere enorme. Dice la parola di Dio, l'abbiamo letta, che nessuno si poteva presentare davanti a questo re senza il suo permesso, o uomo o donna che si presentasse davanti a lui senza aver ricevuto il permesso rischiava la vita, rischiava la morte. E qui ci troviamo in questa storia dove Mardocheo ad un certo punto dice la parola che ad un certo punto gli arriva una notizia, come posso dire, una notizia che ti trafigge il cuore, perché è arrivato un decreto attraverso questo re che è stato soggiogato da Aman, che è il suo primo ministro. È arrivato un decreto che in un determinato giorno di un determinato mese, in tutto questo impero così sterminato, si dovevano sterminare tutti i giudei. Aman, fratelli cari, rappresenta un po' l'Hitler dei nostri tempi. C'è stato sempre qualcuno, e sapete, dietro poi questo qualcuno, a sembianza di un uomo, c'è il nemico che ha cercato sempre di distruggere il popolo di Dio. Aman, dice la parola, non si accontentò solo di distruggere Mardocheo, perché quando passava Aman, questo primo ministro, Mardocheo non si piegava, perché Mardocheo era un giudeo e piegava le sue ginocchia solo davanti all'Iddio. E lui, Aman, non riusciva a perdonare questa sua offesa, perché tutti si piegavano al suo passaggio, lo onoravano, si piegavano, si inginocchiavano, ma Mardocheo restava sempre con la testa alta. E Aman si mise nel cuore, fratelli cari, investì una somma di denaro altissima e cercò di incircuire il re Assuero. Dice: io ti darò una somma di denaro incredibile, perché in un determinato c'è un popolo nel seno del tuo impero che non è un popolo che ti aiuta, ti sostiene, ma è un popolo nemico. Cioè fa tutto un ragionamento affinché questo re potesse firmare questo decreto. Si firma questo decreto e in un certo giorno si chiama, fu gettato il Pur. Non so chi conosce adesso la storia dei giorni nostri di Israele. La festa dei Purim che Israele fa è inerente, fratelli cari, proprio a questo evento di circa 2500 anni fa. Il popolo di Israele si ricorda ancora di come Dio è intervenuto per liberare questo popolo dalla distruzione. E la festa del Purim si chiama, perché fu gettato il Purim, una specie di dado per vedere in quale giorno dovesse essere distrutto questo popolo. Tornando alla parola, fratelli cari, vedete Mardocheo, la regina, che Ester perviene, assurdo, perché in quel tempo accade un fatto strano, perché
Dice la parola che Assuero fa un grande banchetto con i suoi grandi della terra, con i suoi principi, e la regina, che non è in questo caso Ester ma è Vasti, non si presenta a questo banchetto. E ad un certo punto si decide che questa regina Vasti deve essere destituita da questo suo incarico e deve essere scelta una donna vergine nel suo impero. Pensate, un impero incredibile, estesissimo, con sicuramente donne di vari popoli, di vari generi, belle, ma ad un certo punto perviene alla regalità ad essere scelta come moglie di questo re, questa Ester, una ragazzina deportata di questo popolo giudeo. E dice la parola di Dio, abbiamo letto, fratelli cari, che Ester viene a sapere perché questo suo parente stretto che l'ha cresciuto come un padre, perché si sta vestendo di sacco e di cenere. In quel tempo questo significava, pentimento, si cercava la faccia di Dio e si vestiva di sacco e di cenere per attrarre, il perdono di Dio sulle vite di questo popolo. Abbiamo letto la storia, Ester manda un eunuco che le presta servizio per chiedere perché questo suo zio si comporta così. Questa regina, stata nel palazzo del re, non sapeva nulla di quello che stava accadendo. E dice la parola di Dio, fratelli cari, che Ester viene a sapere che questo popolo in un determinato giorno deve essere distrutto, non solo Mardocheo, ma tutto il popolo, quindi anche lei, che è una giudea. E vedete, questa storia particolare non si menziona mai il Signore, però Mardocheo dice a questa donna: guarda che se tu sei pervenuta, questo è il concetto, fratelli cari, se tu adesso stai nel palazzo del re, non pensare di scampare solamente tu perché sei nel palazzo del re, ma se sei pervenuta a questa tua regalità, cioè stai a questa tua posizione, è perché c'è stata la mano di Dio, anche se non viene mai menzionato, perché Dio ti ha posto in queste condizioni affinché tu in questo tempo potessi fare qualcosa. Noi siamo giunti, fratelli cari, dove una mano quasi invisibile, perché non conoscevamo Dio, ci ha portati fin nella casa di Dio, ci ha portati ad essere figli di Dio, ci ha portati ad essere re e sacerdoti, dice la parola di Dio. Ma per giungere a questo, fratelli cari, non per scaldare una sede, non per fare tanti servizi di culto, non, fratelli cari, non è questo. Certo, Dio si rallegra quando il suo popolo si raduna per adorarlo, per ringraziarlo, per benedirlo, per lodarlo. Certo, Dio si rallegra, ma Dio vuole anche che questa nostra posizione, questa nostra regalità è giunta a noi perché noi potessimo fare qualcosa in momenti difficili, non solamente per noi, fratelli cari, non solamente per noi. Perché se Dio ci ha scelti è perché Dio attraverso di noi vuole fare un'opera. Vedete, qui dice la parola di Dio: non pensare che tu sei nella casa del tuo re, servita, riverita, e pensa di scampare a tutto questo. Dice, perché se non ci darai una mano tu, una mano arriverà da un'altra parte. Vedete questa mano invisibile di Dio che muove la storia, mette delle persone giuste al posto giusto nel momento giusto. E tu sei messo nel momento giusto, al posto giusto, perché Dio si vuole servire di te. Tu non sei giunto alla regalità per scaldare una sedia, sei giunto alla regalità perché Dio vuole fare un'opera attraverso di te. Dice, ma quale opera mi ha chiamato a fare il Signore? Un'opera grande, fratelli cari. Perché vedete, in questo contesto dice la parola che sebbero Aman, che prefigura il nemico per eccellenza, non solo nostro ma di tutto il popolo dell'Eterno, e questo nemico voleva distruggere questo popolo, questo nemico vuole distruggere questo mondo, fratelli cari, e sta distruggendo questo mondo. Vedete un po' quello che succede nel mondo, guerre, non vi devo elencare tutto quello che noi ascoltiamo quotidianamente, degli omicidi efferati, delle cose che non si sono mai sentite, eppure oggi noi ascoltiamo delle notizie, fratelli cari, dove veramente tu vedi il male agire in tutte le sue sfere. E allora dici, ma io che posso fare? Se purtroppo dice anche la parola che il principe di questo mondo è Satana.
Fratelli cari, noi possiamo fare tanto, fratelli cari. Possiamo fare tanto, dice la parola di Dio, si sono messi d'accordo perché c'è un'impellenza, c'è una distruzione, un atto, c'è una distruzione fuori, fratelli cari. E io non posso far finta di guardare dall'altra parte e di pensare adesso di stare nella casa di Dio, sto al posto giusto e sto bene così, perché io nella casa di Dio sto bene. Sì, fratelli cari, stiamo bene nella casa di Dio. È un po' come Pietro, quando salirono sul monte con il Signore, disse: Signore, ma qua stiamo bene, facciamo 3 tende. E il Signore disse: no, certo che stai bene, stai con me, stiamo bene, noi con il Signore stiamo bene. Fratelli cari, ma noi siamo chiamati a far sì che questo nemico risparmi questo mondo che sta perendo, sta morendo, che sta causando tanta sofferenza e tanto male. E noi non possiamo far finta di non vedere o di non sentire o di tutto quello che accade come se a me non toccasse nulla. Anche qui vediamo che questa regina stava nella casa del re, la distruzione avveniva fuori nell'impero, in tutto l'impero, e la regina, fratelli cari, poteva essere risparmiata. E noi siamo risparmiati, ma non siamo chiamati ad essere risparmiati solamente noi. Dice la parola di Dio che si sono accordati, fratelli cari. C'era un decreto in atto per la distruzione di tutto questo popolo. Cosa fanno, fratelli cari? Stanno a guardare che questo decreto arrivi nel giorno e si metta in atto per distruggere questo popolo? No, fratelli cari. Noi non possiamo stare a guardare in ciò che il nemico fa in questo mondo. E io quando parlo di mondo, fratelli cari, non perché il mondo non ci appartiene, perché noi in questo mondo abbiamo i nostri parenti, i nostri familiari, sono ancora lì, i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro sono lì, sono in questo mondo. E noi siamo chiamati, fratelli cari, a far sì che il Signore possa liberare queste anime dalla distruzione del nemico che vuole causare solo morte e sofferenza. Allora che cosa fanno? Che cosa fa il popolo di Dio? Si accorda, digiuniamo, preghiamo, accordiamoci. Preghiamo affinché questo editto, questo decreto di morte sia cambiato in decreto di vita. Il popolo di Dio si deve accordare, fratelli cari, per pregare insieme, intercedere affinché il Re, il nostro Signore, ci riceva e ci dice: ma che cosa vuoi che io faccia per te? Questa donna, fratelli cari, ha messo a repentaglio la sua vita. E noi a volte, se ci succede qualcosa, anche delle piccole cose nella nostra vita, mi sembra che ci scoraggiamo, ci tiriamo indietro, come se questa nostra chiamata fosse veramente qualcosa di, come posso dire, di non sopportabile. Fratelli cari, noi siamo chiamati alla guerra, e io per guerra non intendo la guerra contro carne e sangue, cioè in ciò che vedo. La mia guerra è contro i principati, le potestà, contro i demoni di questo mondo che stanno cercando di distruggere. E io cosa faccio? Sto a guardare che il nemico attua il suo decreto, questo decreto di morte? No, fratelli cari, io voglio accordarmi, il popolo di Dio si accorda, prega, intercede, piange, supplica, e allora si presenta davanti al re. Ester, fratelli cari, mise a repentaglio la sua vita. Disse: pregate, preghiamo tutti insieme, io mi presenterò davanti al re per cercare di cambiare questo decreto. E quando si prega, fratelli cari, ci si accorda, dice la parola di Dio, perché è scritto nel Nuovo Testamento, dove 2 o 3 si accordano nel mio nome a domandare qualcosa, io ascolto dal cielo, io opererò. Allora si sono accordati. Ester, dice la parola di Dio, si presenta davanti al re rischiando la sua vita. Pensate un po' questa regina tremante che poteva rischiare la morte, si presenta davanti al re. E io vi leggo qualcosa nel capitolo 5, dal primo versetto. Il terzo giorno Ester si mise la veste reale e si presentò nel cortile interno del palazzo del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era assiso sul suo trono reale del palazzo reale, di fronte all'ingresso del palazzo. Come il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, ella si guadagnò il suo favore
Così il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano e Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse: che cosa vuoi, regina Ester? Qual è la tua richiesta? Forse anche la metà del mio regno ti sarà data. Gloria al nome del Signore, fratelli cari. Gloria al nome del Signore. Vedete questa regina come ad un certo punto un re, che è un re, fratelli cari. Sapete, i regni passano, eppure questo re aveva un potere enorme. Eppure questa donna si presenta e riceve il favore del re. E come in questa sera, fratelli cari, noi, se questa donna si è presentata davanti a un re di questo mondo che va e viene, noi in questa sera come Chiesa ci presenteremo davanti al Re dei Re e chiederemo: cosa pensate che il Signore dirà? No, non ti accetto, non ti stendo il mio scettro? No. Il Signore in questa sera ci dirà ancora: ma che cosa vuoi che io faccia per te? Qual è la tua richiesta in questa sera? Qual è la tua richiesta? Perché sei venuto nella mia casa? Io ho visto il tuo pianto, la tua sofferenza, io ho visto le tue lacrime. E che cosa vuoi che io faccia per te? Se in quel contesto, fratelli cari, un uomo ha potuto ascoltare una donna, la regina in quel contesto, e cambiare il decreto, fratelli cari, ma pensate il nostro Re dei Re che cosa può fare? Se noi impariamo ad unirci e a pregare, ad intercedere, a digiunare ed a presentarci davanti al Re con le nostre richieste e suppliche, e il Signore ci dirà: che cosa vuoi che io faccia per te in questa sera? Qual è la tua richiesta? O regina Ester, ma noi siamo re e regine, non ci dimentichiamo mai, fratelli cari. Allora vedete, questa donna ha potuto cambiare un decreto, cioè il re, attraverso il re ha potuto cambiare questo decreto di morte in decreto di vita. E non vi dimenticate, fratelli cari, che sotto questo decreto lo eravamo anche tutti noi. Il peccato, fratelli cari, portava alla morte, ma c'è stato qualcuno un giorno che si è presentato davanti al re e ha detto: pago io, e ha cambiato quel decreto di morte sulle nostre vite in decreto di vita e di vita in abbondanza. E questo è Gesù, fratelli cari. Noi tutti eravamo tutti sotto questo decreto di morte, ma Dio ha cambiato questo decreto di distruzione, questo decreto di morte che pesava sulle nostre vite. Gesù si è presentato davanti al Padre e ha detto: papà, pago io per loro, cambia questo decreto, pagherò io per loro. Allora, fratelli cari, è vero che noi siamo scampati perché abbiamo accettato Gesù, è vero, il decreto di morte sulla nostra vita è stato cambiato, e grazie Signore per il tuo sangue e il tuo sacrificio. Ma là fuori ci sono ancora, fratelli cari, un popolo che sta perendo, un popolo che è sotto un decreto di morte. E noi come Chiesa, come popolo dell'Eterno, fratelli cari, noi dobbiamo chiedere, intercedere, presentarci davanti a Dio come in questa sera e dire: papà, Padre nostro, abbi pietà, cambia questo decreto, muoviti ancora, Signore, con la tua mano potente, meravigliosa. Perché, fratelli cari, se questa donna era pervenuta in quel tempo, in un momento particolare, perché Dio aveva guidato la storia e Dio ha guidato la tua vita. Non siamo stati scelti a caso, fratelli cari, per stare seduti. Siamo stati scelti, ognuno di noi, per un progetto di Dio, un progetto di salvezza. Allora, se oggi tu non vedi questa mano invisibile che ti spinge e ti fa comprendere e ti guida, sappi che questa è la mano di Dio. Non pensare che Dio è distante da te perché forse non lo ascolti, perché forse stai vivendo un momento no. Anche in questa parola sembrava che Dio non ci fosse, perché non è mai menzionato, fratelli cari. Ma Dio c'è ed è presente.
ed è presente nella tua vita, anche quando pensi che non c'è. Egli sta operando, anche quando non lo vedi, quando non lo pensi, quando non riesci ad intravedere la mano di Dio. Dio c'è, fratelli cari, e sta operando nella tua vita. E cambierà questo decreto, cambierà questa tua situazione. Non la vedrai adesso forse, come adesso. Ester non sapeva perché era stata scelta e posta in quel luogo, in quel momento particolare, ma Dio sapeva e Dio sa. Dio sa in questa sera quello che tu stai vivendo in questa sera. Il Signore vuole cambiare questo decreto che sta sulla tua vita. E forse ti ha dato un medico, forse ti ha dato, non lo so, chiunque possa essere, ma Dio può cambiare ogni decreto sulla tua vita. Allora, fratello, sorella, non ti scoraggiare, perché vedete questo Aman, che aveva anche in casa sua eretto una forca voleva godere di questo spettacolo, alla cui forca doveva essere impiccato Mardocheo. Su quella forca sarà impiccato lui e la sua famiglia, perché Dio cambiò quel decreto. E Dio cambia il decreto nella tua vita. Amen. Ma Dio, fratelli cari, vuole, come dice la parola, se noi siamo pervenuti nella sua casa e siamo in questo luogo, in questo posto, alla presenza di Dio, non è un caso, ma c'è un progetto di Dio in atto. Ognuno di noi indistintamente, fratelli cari, ognuno di noi indistintamente, c'è un progetto per la tua vita, per la mia vita, e non solo per la nostra vita personale, ma per le nostre famiglie, per le nostre case e per quanti persone possiamo conoscere sui posti di lavoro o su altre situazioni. Dio ci ha dato una responsabilità a tutti noi e non possiamo far finta di non vedere le problematiche, le difficoltà. Noi siamo stati chiamati, fratelli cari, a cercare con l'aiuto e la grazia di Dio di cambiare il decreto che incombe su questo mondo, in un decreto di vita in abbondanza, di salvezza, e siamo stati chiamati noi. Vi dico perché questo ha cambiato la storia. Vi dico perché. Questo libro, chi lo ha sfogliato un attimo, viene dopo il libro di Esdra e di Neemia. Sono due uomini che stavano qui, in queste terre. Questo libro però è stato scritto 30 anni prima, sia di Esdra che di Neemia, che tornano dalla cattività e riedificano le mura e il Tempio di Gerusalemme. Ora, se questa donna, ascoltatemi fratelli cari, sto parlando di Ester 30 anni prima, che Esdra e Neemia avessero attraverso il re Ciro tornare, avere il beneplacito di questo re, di tornare a Gerusalemme e riedificare le mura e il Tempio perché era stato distrutto. Se questa donna non era stata in questo luogo, se Dio non aveva provveduto, se quel popolo fosse stato distrutto, Esdra e Neemia non sarebbero tornati a riedificare le mura e il Tempio. E non solo le mura e il Tempio, ma a riedificare, fratelli cari, la moralità, la religiosità di questo popolo. Vedete come cambia la storia 30 anni prima. Ester 30 anni prima. Dopo Assuero ci saranno altri successori che permetteranno attraverso questo evento, perché Dio cambierà questo decreto, questo popolo sopravviverà e quindi nel corso della storia Esdra e Neemia possono tornare perché sono scappati anche loro a questo sterminio. Quindi tornano a Gerusalemme e edificano il Tempio e le mura. Così questa sera, se tu non vedi attuato ciò di cui stai pregando, perché non vedi adesso, come posso dire, il realizzo di questa tua preghiera, non la vedi adesso in modo completo, non ti scoraggiare, non ti arrendere, ma tu continua a pregare, perché questa tua preghiera, questa tua intercessione, questa tua supplica permetterà al Signore nel corso di 2 anni di cambiare la storia della tua vita.
e tu non te ne accorgi nemmeno, ma Dio sta operando dietro forse alle quinte. Dio sta operando come in questo libro meraviglioso dove Dio non è menzionato, ma Dio aveva il controllo di quella situazione e di quella storia. E Dio ha il controllo della tua vita e della tua situazione. Ha il controllo, ce l'ha nelle sue mani. Allora non ti scoraggiare, non pensare come se Dio non ti ascoltasse, perché non vedi il Signore operare in modo chiaro. No, Dio sta operando. Amen. Dio sta operando. E come opera, fratelli cari? Allora in questa sera, fratelli cari, questa parola arriva proprio per dire che cosa? Che Dio può cambiare ogni decreto sulla tua vita. L'ha cambiato già in Cristo Gesù, ma forse vuole cambiare ancora qualche decreto che è arrivato in questi ultimi tempi. E tu credici, perché attraverso questa tua scelta di questa sera, attraverso questa tua supplica, attraverso questo tuo pentimento, come l'ebbero questo popolo che si vestirono di sacco e di cenere, pregarono, digiunarono e si presentarono davanti a Re. Noi pregheremo, digiuneremo, ci accorderemo, come dice la parola, e ci presenteremo davanti al Re dei Re, al Signore dei Signori, e diciamo: Signore, cambia questa situazione, cambia questo corso di questa storia nella mia casa, nella mia famiglia, cambia il cuore di questi uomini, cambia, Signore, trasforma. E non ci presentiamo davanti a un re di questo mondo, ci presentiamo davanti al Re dei Re, a colui, fratelli cari, che ci ha detto di andare da Lui e chiedere quando ci accordiamo. E l'ha detto Lui: accordate, chiedete e vi sarà dato. E noi in questa sera vogliamo accordarci, vogliamo chiedere e ci sarà dato. Noi crediamo, fratelli cari, questo. Dio ha cambiato, fratelli cari, il corso della storia, e ha cambiato il corso della storia della mia e della tua vita. E non pensare che dice: vabbè, Dio mi ha cambiato perché a me mi ha salvato alcuni anni fa, a te forse di più o di meno, non lo so, ma pensi che Dio si sia fermato con te? Pensi la storia di Dio con te è finita? No, fratello, sorella, è appena iniziata. E Dio vuole far vedere ancora la sua mano potente, operante, vuole mostrarti nella tua casa, nella tua famiglia, la sua gloria. Ma tu ci devi credere, anche se non lo vedi chiaramente adesso, credici, prega, interceda, digiuna, e Dio ti allargherà il suo cuore e ti dirà: vieni, che cosa vuoi che io possa fare per te in questa sera, in questo tempo? Che cosa chiedi? Ma che cosa soprattutto io non possa darti? Questo re ti promise almeno la metà del suo regno. Fratelli e sorelle, ma quali regni di questo mondo che vanno e vengono? Noi siamo figli del regno, di quel regno che non passerà mai. Allora in questa sera, fratello e sorella, non ti scoraggiare, perché se sei venuto nella casa di Dio, nel posto giusto, al momento giusto, è perché Dio si vuole servire di te ed ha accolto la tua richiesta, la tua supplica. E non pensare mai più che Dio non operi. Come qualcuno nell'Antico Testamento ha avuto titubanza nel mettere nel canone ebraico questo libro, perché non ha mai visto scritto il nome di Dio. Ma Dio è il Signore della storia e guida la storia e guida le nostre vite. Amen. Voglio invitare la corale a salire, ma avendo, fratelli cari, questa parola nel nostro cuore, non ti scoraggiare, perché il Re ancora in questa sera ti dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Che cosa vuoi che io faccia per te? E Lui può fare tutto, fratelli cari, può fare tutto e di più. Dio opera, Dio è all'opera, fratelli cari, e sta operando ancora, anche se non lo vedi. Dio sta operando e noi vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari. Vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore, perché ancora in questa sera Lui ci ha allargato il suo cuore, ci ha invitati, non ci ha rigettati dalla sua presenza per i nostri peccati, ma ci ha accolti ancora in questa sera, ci ha detto:
attraverso questo canto, questa adorazione, questa lode, papà. Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, papà, perché tu sei meraviglioso, papà. Grazie, papà. Dice nel versetto 2 del capitolo 8: così il re si tolse l'anello che aveva ripreso da Aman e lo diede a Mardocheo. Prese l'anello del suo nemico Aman, che voleva l'esterminio dei giudei, e l'anello del re lo diede a Mardocheo, lo stabilì sulla sua casa. Fratelli cari, anche noi abbiamo ricevuto un anello regale dal nostro re, una corona incorruttibile, e noi siamo grati a Dio per questo. Siamo grati a Dio, fratelli, per questa regalità che è per giunta nella nostra vita.
in questa sera vogliamo arrenderci completamente, vogliamo chiedere, Signore, opera tu, fai tu, perché tu sai la mia supplica, la mia preghiera, tu sai il mio pianto, tu sai il mio dolore, tu sai tutto di me. E io, Signore Dio, affido ancora in questa sera la mia vita nelle tue mani. Grazie papà, grazie col cuore papà, grazie papà, grazie papà, alleluia, alleluia. Sei meraviglioso, sei meraviglioso, sei dentro. Conosco tutto di te, conosco il tuo sole che tu mi ami e che vuoi seguire me. Io so che sei fedele, anche se il cammino è difficile. Non aver paura, non temere, io sono colui che ti guida, sono colui che ti protegge, l'imparatore delle bresce. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida in Quando eri triste e angosciato, ero lì accanto a te. Quando gli amici ti abbandonarono, io fui
noi questa sera, Padre, vogliamo ancora presentarci davanti a Te con richieste, Signore, che giungono dal web. E quindi vogliamo pregare per questi cari che chiedono preghiera per le loro vite. Vogliamo pregare e stendere le mani tutti insieme, fratelli cari, per Mary, per liberazione, che chiede anche una guarigione spirituale. Signore, visita questa nostra sorella. Ancora Maria e Salvatore per questa partenza, chiedono protezione da parte di Dio. Signore, accompagna questi cari in questo viaggio e che sia un viaggio per la Tua gloria. Ancora Marco Ascione chiede preghiera per lui e per la sua famiglia. Signore, benedici questa famiglia, visitala, Signore. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore. E poi si chiedono ancora preghiera per Mario e Mena, chiedono preghiera, venite davanti, preghiamo insieme. A te la gloria, a te la gloria. Vogliamo pregare insieme. Sembra che il sole non voglia andar via. Sento il tuo fuoco che brucia dentro al mio cuore, so che mai andrai via. Tutte le volte che credo di averti perduto per gli errori che ho fatto, e sento di nuovo il fuoco in me e le tue parole che subito arrivano al cuore. Sono il Signore, nessuno ti potrà mai separare da me. Sono il Signore, non avrai mai altro Dio all'infuori di me. Camminerò e sempre vicino a te, e ti guiderò per nuove strade, per nuovi sentieri, e nel tuo cuore ti metterò il mio pensiero. Sei meraviglioso, papà, la tua presenza, Signore. La tua presenza riempie il nostro cuore, Signore. E non vorremmo mai dipartirci dalla tua meravigliosa presenza. Vogliamo ringraziarti ancora di vero cuore,
grazie perché sappiamo, papà, che sono state accolte, Signore. Grazie per come è cambiato il corso della nostra vita, ma per come, Signore, tu, Signore, stai ancora operando verso di noi, Signore. Perché vuoi ancora mostrare la tua gloria verso di noi, Padre. Ti ringraziamo con tutto il cuore, papà. Io non ho parole, papà, per poterti dire grazie, Signore. Non ho parole, non le trovo, ma è il mio cuore in questa sera, Signore, che ti dice grazie, papà, per tutto quello che tu fai per noi, per come ti prendi cura di noi quotidianamente e per come, Signore, tu ci accetti alla tua presenza, Signore, non guardando le nostre iniquità, il nostro peccato, e che sempre, Signore, ci accoglie, ci dici che cosa vuoi che io possa fare per te, e lo fai sempre, Signore, perché tutte le nostre richieste, le nostre suppliche, papà, sono ascoltate, Signore, sono ascoltate, papà. Nessuna di quelle, Signore, è tornata indietro, Signore, ma tutto quello, Signore, che era nella tua volontà, che è nella tua volontà, tu ce l'hai dato, Signore, perché siamo tuoi figli, Signore, tu ci hai dato dignità, tu ci hai fatto figli, Signore, re di questo regno meraviglioso che mai avrà fine, papà. Ed io ti chiedo ancora in questa sera, Padre, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, ma ti chiediamo ancora durante questa notte, papà, di visitarci attraverso sogni e visioni, perché noi ancora vogliamo stare alla tua presenza, vogliamo godere della tua presenza, papà. Ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, ed ogni ringraziamento lo rivolgiamo a te in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.